qualche secondo e conosceremo il verdetto. The winner is... Oh! Vai, di più! Il Veneto! Wow! Con una particolare e significativa cerimonia, svoltasi nella Sala Paladin del Comune di Padova, l'assessore allo sport del Comune, con i vertici del CONI Padovano e Veneto, hanno voluto premiare i 28 atleti della città Under 14, che di recente a Crotone hanno contribuito alla squadra del Veneto di conquistare il trofeo CONI nazionale, con 110 punti davanti alla formazione della Sicilia e del Lazio. In 6 anni dalla nascita del trofeo, il Veneto ha bissato la vittoria ottenuta a Cagliari nel 2016. La squadra padovana è stata molto importante per portare a casa questo risultato e vedere questi splendidi ragazzi Under 14 che con una medaglia al collo portano avanti lo sport e si divertono, si sacrificano, si impegnano e sanno che lo sport è un impegno di valori che deve essere esteso a tutti i giovani. Una vittoria molto importante perché si tratta delle piccole Olimpiadi dell'Italia, Under 14, si chiama Trofeo CONI Kinder, ma vi hanno partecipato 4.000 ragazzi di 37 federazioni. Credo che sia stato un momento molto importante perché questo è il futuro dello sport italiano. E il Veneto per la seconda volta su 6 edizioni ha portato a casa questo trofeo che il 16 dicembre verrà riconosciuto a Roma in diretta televisiva e quindi credo che sia un momento molto importante per lo sport della nostra regione. Voglio ringraziare il Comune di Padova nella figura dell'assessore Bonavine che ci ha dato la possibilità di premiare i ragazzi della nostra provincia che tanto hanno contribuito per questa grande vittoria. A Crotone la rappresentativa padovana era rappresentata da 230 atleti che hanno contribuito a formare la compagine veneta di 600 Under 14 che hanno conquistato l'ambito trofeo, messo in bella mostra nella mattinata della cerimonia di Palazzo Moroni. Un bellissimo evento che siamo riusciti a organizzare qui a Padova, l'abbiamo voluto fortemente perché è un risultato straordinario, ma a parte il discorso della vittoria che sì, a fini statistici, a fini di soddisfazione dei ragazzi è sicuramente qualcosa di molto bello, la seconda volta che il Veneto lo vince, quindi vuol dire che in 6 anni vuol dire che ci manteniamo a degli altissimi livelli a livello sportivo, ma la cosa più bella è vedere tutti questi ragazzi con gioia hanno ricevuto questo riconoscimento, abbiamo ricevuto in Sala Paladin, abbiamo chiacchierato, abbiamo sentito le gioie di questi ragazzi. Credo però che, come in tutto lo sport, ma non solo nello sport, quando si lavora in squadra i risultati arrivano sempre. Credo che anche che questo sia un giusto riconoscimento al lavoro fatto da Gianfranco Bardella, il presidente del CONI, che è veramente un appassionato e quindi questo l'ho voluto dire proprio e lo ribadisco anche adesso. È un lavoro di squadra, è un lavoro di questi ragazzi che da un punto di vista sportivo rappresentano il presente. Per il futuro io mi auguro che grazie allo sport potranno diventare degli uomini e delle donne assolutamente di livello per contribuire sicuramente a far sì che questa nostra società possa sempre migliorare. Un'esperienza fantastica, quella conseguita dalla compagine padovana a Crotone, che conferma il livello raggiunto dagli atleti che hanno conseguito 9 medaglie d'oro, un argento e 18 di bronzo, nelle discipline della ginnastica ritmica, del tiro con l'arco, del tiro a volo, nel tennis tavolo, nella pallamano, nel rugby e nella scherma. Sono in carica da un mesetto e mezzo. Ho trovato subito delle cose molto importanti da fare, tipo questa manifestazione per la quale sono molto felice perché tutti i ragazzi di Padova che sono saliti sul podio lì a Crotone per il trofeo Kinder, cioè chi ha vinto la medaglia d'oro, l'argento e il bronzo, sono stati tutti presenti ed erano ben 28 sui 61 che facevano parte della redazione di Padova e i 300 che facevano parte della redazione Veneto nazionale, quindi direi che
molto bene. Sono contento e spero che il futuro mi riservi ancora di queste soddisfazioni. Dopo la suggestiva cerimonia padovana, un nuovo riconoscimento è in arrivo per il CONI Veneto, che in diretta televisiva il 16 dicembre a Roma riceverà un riconoscimento ufficiale dalle mani del presidente del CONI nazionale Malagò, dal presidente della Repubblica alla presenza del governatore del Veneto Zaia.